qui con mister Didu, tecnico del Palazzolo. Mister, 0-0, come commenta la partita di oggi? Prendiamo il punto, prendiamo il verdetto del campo. Anche oggi sicuramente non è stata una gara brillante, non una gara da magari grandi contenuti tecnici, però in questo momento dobbiamo cercare di fare anche queste partite sporche, magari con più cattiveria, con determinazione, per capire di più che tipo di partita devi affrontare, perché oggi era una partita che secondo me con qualche episodio, come è successo nella gara, potevi sbloccarla. Non ci siamo riusciti, è venuto fuori questo 0-0, anche se siamo stati graziati tra virgolette su una disattenzione nostra, è stato un bravo mangiapoco, però era una partita dove, ripeto, gli errori valevano tanto, siamo stati bravi a concederne pochi magari, e quando li abbiamo concessi è stato un bravo mangiapoco. Poi ripeto, bisogna fare molto di più, cercare di capire che tipo di partite, di avversario si affronta, perché oggi era una partita magari difficile nel fraseggio, bisogna essere molto più veloci a pescare gli esterni per giocarsi dei duelli 2 contro 1 con i loro terzini. Abbiamo fatto poco, bisogna farlo molto di più ed essere più lucidi appunto nella gestione della gara. Ecco mister, una partita comunque che dimostra comunque la vostra solida difesa, perché comunque anche oggi non subite gol, e anche come nelle altre gare comunque cercate sempre di fare vostro il possesso gioco, però quello che ho notato oggi io, tanti errori in fase di impostazione, specialmente uno di Sella che poteva essere davvero cruciale. Come mai gli errori di oggi, che solitamente si vedono meno da parte della sua squadra? Sì, ripeto quello che ho detto prima, l'attenzione deve essere sempre alta, perché l'avversario ti studia, ti guarda, ti vede, e i ragazzi devono capire questo, perché come noi magari prepariamo le gare su alcune situazioni avversarie, lo stesso fanno gli altri. Oggi, ad esempio, secondo me nella prima parte di gara c'era grande pressione su Didio, lui deve essere molto più veloce nella gestione della palla, stessa cosa su Bini, quando nello scorrimento palla tra Bane e Bini partiva subito l'attacco di Sella della mezzala, tante volte magari anche in anticipo, quindi dobbiamo essere bravi ad avere queste letture, e poi bisogna essere molto più veloci, con uno spirito e una battaglia diversa, perché altrimenti non si riescono ad avere episodi, a determinare degli episodi. Oggi in questi 2 errori siamo stati graziati, una volta il tiro di Stefanoni è andato fuori anche se da lontano di poco, l'altra volta è stato bravo mangiapoco. Fa parte anche della nostra solidità difensiva, e dobbiamo cercare di limare ancora di più questo aspetto, continuare a lavorare in questa maniera nella fase di non possesso da parte di tutti, perché oggi secondo me Tremolada ha fatto un'ottima gara sotto questo aspetto. Meno Ravasi magari? Ravasi si trovava in mezzo ai 2 centrali, magari ha fatto più fatica nella difesa della palla, però devo dire che senza la palla hanno lavorato bene, è stato molto bene Mozzani anche sotto questo aspetto, anche Cue. Dobbiamo cercare di sfruttare tutte le risorse possibili, però ripeto, ci vuole veramente uno spirito, vista la nostra solidità difensiva, non bisogna alleggerirla neanche di 1 centimetro, però bisogna avere veramente una voglia di attaccare in avanti, di andare in avanti ancora maggiore, per creare magari più presupposti, come ha fatto Tremolada oggi, magari anche in tanti duelli di 1 contro 1, magari nella conduzione palla il campo non l'ha aiutato, però lui ci ha provato sempre, e sono convinto che alla lunga questa cosa preme. Bisogna mettersi in testa che bisogna cercare di farlo per tutti i 90 minuti senza essere condizionati magari da un errore precedente. Assolutamente, mister, grazie mille per la splendida analisi e in bocca al lupo per la prossima partita, grazie. Eccoci qui con mister Commisso, tecnico della Casadese. Mister, ci troviamo qui a commentare uno 0-0 su un campo comunque difficile della Palazzolo, 0-0 ma anche con qualche recriminazione da parte sua, perché avete giocato davvero una grande partita. Sì, secondo me è una prestazione maiuscola da parte dei ragazzi, che ci tenevano, diciamo, un attimino a riscattare scivoloni interni di settimana scorsa, che aveva veramente danneggiato un primo tempo ottimo con 6 minuti di blackout. Quindi penso che l'atteggiamento fino al primo minuto sia stato veramente tosto, e
questo mi rende orgoglioso della prova dei ragazzi. Peccato perché forse abbiamo avuto qualche occasione in più, quella di Isella penso che a tu per tu, quando ha rubato palla a metà campo, sia stata la più clamorosa. Anche il primo tempo il tiro di Stefanoni aveva dato l'illusione del gol e anche quel tiro a giro è uscito veramente di poco, quindi ci serve una prestazione su un campo difficile contro una squadra super attrezzata con nomi importanti. Se ci fosse bisogno darci consapevolezza che seppur giovane questa squadra, come ha dimostrato ogni domenica, se la può giocare contro chiunque. Ecco, prima nella precedente intervista ha parlato dell'aspetto mentale che comunque vi ha lasciato settimana scorsa la rimonta subita in casa. Questa, diciamo, è una prestazione totalmente diversa perché avete concesso davvero poco e niente, e una vittoria quanto vi avrebbe aiutato a cambiare totalmente faccia e quanto comunque in realtà vi può aiutare una prestazione così nonostante comunque non è arrivata la vittoria. Guarda, sicuramente una vittoria oggi ci avrebbe sicuramente dato dei punti in più in classifica che in questo momento sarebbero sotto ossigeno puro, ma dimostrazione ancora in più che se noi teniamo botta così per 95 minuti siamo veramente pericolosi sempre. Noi facciamo tante belle cose, dimostrazione primo gol, il vantaggio d'Arconate che secondo me si fa fatica a vedere sui campi di Serie D, un gol proprio per un'azione corale di squadra, e dopo un minuto la stessa squadra con dei principi ben chiari subisce un gol piazzati. Questo è il nostro limite e difetto che sicuramente col lavoro, con la crescita di personalità di ragazzi tanto giovani verrà fuori e migliorerà. Io penso che la prestazione oggi va tenuta ben stretta, ovvio che i 3 punti sarebbero stati più graditi, però appena sono entrato ho fatto i complimenti ai miei ragazzi e ricordo loro che con prestazioni come oggi i punti se ne parlano veramente pochi. Perfetto, mister, complimenti e in bocca al lupo. Grazie, credo.